Ricorrerà domani 17 novembre la giornata mondiale della prematurità, un appuntamento annuale celebrato a livello internazionale con iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle nascite pretermine. La rete dei punti nascita italiani si impegna per garantire a ogni piccolo il migliore percorso per uno sviluppo fisiologico e naturale. Anche l'unità di terapia intensiva neonatale dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, diretta dal dottor Adriano Azzali, ha aderito a tale iniziativa, promuovendo per domani un momento di condivisione dal tema Festeggiamo i piccoli guerrieri presso la sala conferenze dell'ospedale San Giovanni di Dio, a cui parteciperanno gli ex prematuri e le loro famiglie. Ma è qualche anno che in tutto il mondo, perché è mondiale questo evento, c'è questo giorno, il 17, dedicato al neonato prematuro, che è un'entità particolare dell'infanzia, se vogliamo, perché ha delle sue caratteristiche, ha delle sue difficoltà iniziali che noi tutti quanti tentiamo, insieme soprattutto ai genitori, di farli superare, ma chi vince è sempre lui, il piccolo guerriero in genere, e quindi ha diritto ad essere festeggiato, e questa è una festa sua in cui diciamo, si tenta in qualche maniera di mettere ancora più in evidenza l'importanza e la forza di questi soggetti che noi, ripeto, tentiamo di aiutare come medici, come infermieri, come genitori, perché, ripeto, il fatto che un neonato pretermine guarisca in qualche maniera è proprio sempre una battaglia corale di più persone, di tante persone, e appunto è finalizzata alla sua salute. Per cui domani c'è questa festicciuola, diciamo. L'iniziativa è aperta a tutti, chi vuole. È aperta a chi vuole, assolutamente, chi vuole fare domande, vuole conoscere un po' di più il mondo di questi neonati, ripeto, le peculiarità, le particolarità, è soltanto che gradito da tutti quanti noi.